questo piano, che è un piano di gestione forestale sostenibile del fiume Secchia. È un'attività che insomma fa nella prevenzione, no? Visto che ci sono grossi problemi di carattere idraulico sui fiumi, questo vuole essere un progetto pilota per studiare preventivamente questi problemi e gestirli insieme. Il problema idraulico può fare anche pugni col problema ambientale, però questo tavolo ha questa funzione appunto di cercare di trovare un punto di equilibrio. Questo sistema di mettere intorno a un tavolo i vari soggetti, ovviamente in questo caso io rappresento l'ente controllore in questo momento che è la provincia, ma poi ci sono degli enti che hanno delle esigenze di difesa, altri che hanno esigenze di tutelare l'ambiente e tutti portano ovviamente la loro posizione, si cerca di trovare ovviamente una forma condivisa nel rispetto delle leggi. Il progetto consiste nel cercare di conciliare il tema della salvaguardia idraulica e quindi del rischio idraulico con la gestione della vegetazione, visto che siamo nell'ambito di un parco, e quindi adesso si comincia a fare un'opera di sperimentale proprio, con cui una ditta verrà seguita appunto durante i lavori e gli verranno indicate le modalità di taglio della vegetazione. Il Secchia, essendo un fiume a regime torrentizio, ha per buona parte dell'anno dei bassi livelli di portata che aumentano in realtà in tempi molto rapidi. Quindi a volte se ci sono delle ostruzioni dal punto di vista della sezione dell'alveo, chiaramente la vegetazione può creare questo tipo di ostruzioni e di conseguenza può creare rischi a tutto il sistema idraulico e in particolare alla gente che vive al di fuori del fiume. Quindi l'idea è proprio quella di mantenere sì la vegetazione laddove non dovrebbe creare problemi da questo punto di vista.